chi è Wolfhouse, cosa fa effettivamente e poi andiamo un po' a capire com'è nato, come si struttura un po' il rapporto con il progettista che si rivolge a voi in quanto azienda. Io però non vedo ancora la sua presentazione. Sì, sì, no, Ah, ok, la sto caricando. perfetto, Sì, sì. perché così almeno deve sempre Sì, invertire. Oh, eccolo qua. eccoci qua, ci Eccoci qua. siamo. Allora, Ci cerchiamo di siamo? capire chi è Wolf e poi andiamo a capire anche che rapporto si instaura tra azienda produttrice e il progettista che a voi si rivolge. Perfetto. Grazie intanto per l'invito e per l'opportunità di presentare un po' la nostra organizzazione aziendale. Ringrazio anche l'architetto Guardiani perché con lui è nata una buona collaborazione, quindi da quella prima casa nel 2018 credo che siamo arrivati a circa una decina di progetti sviluppati insieme, 5 già costruiti e 5 verranno costruiti nel corso di quest'anno. Quindi sono contento che l'esperienza fatta si sia dimostrata valida e interessante perché noi cerchiamo sempre ovviamente di creare sinergia e collaborazione perché per ogni buona realizzazione, per ogni edificio ben fatto, serve ovviamente un committente illuminato che faccia delle scelte un po' di campo, consigliato dai professionisti che sono degli influencer, degli opinion leader importanti per i clienti che hanno la responsabilità di pensare al progetto, di dettagliarlo, seguire la direzione lavori e ovviamente poi serve anche nella squadra un buon esecutore, ma con il gioco appunto di squadra si riesce a ottenere la soddisfazione del cliente e quindi crearsi delle reciproche opportunità anche in maniera continuativa. Quindi è quello che è stato fatto, si è creato con l'architetto Guardiani nella zona delle Marche, ma abbiamo tanti altri anche in tutto il resto d'Italia. Quindi questa mia presentazione ha proprio lo scopo di far capire che la Wolf è un'azienda nata nel 1962 in Austria, fondata dal Johann Wolf, che è il fondatore, adesso c'è sempre la famiglia che conduce la società, si è sviluppata in tutta Europa con 30 sedi nel mondo, ma è presente principalmente in Europa, con 5 stabilimenti di prefabbricazione. Gli altri paesi invece hanno solo tutta l'attività tecnica, operativa per i montaggi e per la parte commerciale, mentre i siti produttivi sono 5, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, in particolare poi l'Italia, dove abbiamo il nostro quartiere generale a Pipiteno, non siamo proprio dietro l'angolo, ma abbiamo tutto lo stabilimento di prefabbricazione, lo showroom dove i clienti con i professionisti vengono a vedere tutti i materiali e fare le scelte delle finiture, per cui, come diceva l'architetto, si ha la possibilità di avere un unico interlocutore che accompagna il professionista e il cliente in tutte le fasi decisionali e questo concentra molto le tempistiche di sviluppo e di realizzazione dei progetti. Eh, Anche se non siamo dietro l'angolo, noi prima facevamo un'academy 2 volte all'anno nella nostra sede dove facciamo vedere la produzione, come vengono prefabbricate le pareti e quant'altro. Adesso per motivi di Covid non è più stata fatta, però è sempre ben accetta la visita dei professionisti e anche con i clienti per vedere un po' come funziona il sistema di prefabbricazione. Questa è un'immagine di come vengono implementate e preassemblate le pareti, i solai in stabilimento, quindi che è il passaggio intermedio, e un breve cenno ai sistemi costruttivi, perché si parla molto di sistema telaio, sistema XLAM, la domanda che tutti mi fanno è qual è il miglior sistema costruttivo. Io rispondo sempre che non c'è un sistema costruttivo migliore in assoluto di altri, perché dipende molto dal tipo di progetto, dalle esigenze, quindi dalle luci, dalle altezze, dalle campate, dalle tempistiche. La forza del gruppo è quella di lavorare sia il legno che l'acciaio e quindi questo ci dà la massima libertà di scegliere il miglior sistema costruttivo. Noi
cerchiamo di dare precedenza al sistema a telaio, perché è il sistema che consente un maggior livello di prefabbricazione, perché oltre alla struttura portante, quindi i pilastri, i correnti superiori per l'attacco alla fondazione, l'attacco del solaio, i pannelli di controventatura, il sistema a telaio consente di inserire ad esempio già questo cappotto verso l'interno dell'abitazione, dove vengono già fatte le fresature per l'alloggiamento degli impianti, vengono premontati gli infissi, viene già premontato anche parte del cappotto, e quindi, avendo un livello di prefabbricazione più spinta, viene garantita una maggior qualità esecutiva e soprattutto il rispetto del progetto e un risparmio dei tempi in cantiere, perché in cantiere si è legati anche a fattori esterni, quindi condizioni meteorologiche, sicurezza e quant'altro. Quindi sistema a telaio dove l'edificio lo consente, quindi fino ai 6 piani di edificio, oppure oltre i 6 piani dell'edificio si dovrebbe restringere i pilastri del sistema a telaio, e quindi conviene passare a una parete piena massiccia e quindi si utilizza la parete Ixlam, oppure molte volte ibridiamo anche le due soluzioni, quindi pareti in Ixlam e solai a telaio, perché hanno anche una maggiore resistenza dal punto di vista acustico, oppure serve uno spessore molto sottile per questioni urbanistiche e quindi si mettono i solai in Ixlam oppure lamellare esteso e le pareti a telaio. Quindi si ibridano le varie soluzioni, così come, lavorando il gruppo Wolf anche l'acciaio sulle strutture industriali, quindi capannoni realizzati completamente in acciaio, utilizziamo molto la struttura mista acciaio-legno, come si vede da questa immagine, in quegli edifici dove non c'è necessità di avere grandi luci interne, oppure di avere massima libertà con open space, oppure di avere tramezzature che in futuro il cliente può anche avere libertà di togliere completamente. Allora si fa una struttura portante con lo scheletro in acciaio, quindi pilastri e travi in acciaio, i solai, le pareti, la copertura ovviamente in legno, quindi si sfrutta la grande capacità di isolamento termico acustico del legno che avvolge tutto l'involucro, con anche la prefabbricazione spinta e una struttura, sottostrutture in acciaio. Ovviamente questa soluzione, non sfruttando appieno la capacità portante del legno, ha un costo leggermente superiore alla soluzione solo legno, però va fatto progetto per progetto un rapporto costi-benefici per capirne l'opportunità di utilizzo in base, ripeto, a quelle che sono le esigenze del progettista e del suo committente, non solo per le necessità presenti, ma anche magari pensando al futuro. Tutte soluzioni che vengono certificate grazie al Wolfhouse Lab, quindi non solo prove di resistenza sismica, prove di resistenza al fuoco, prove acustiche, sistemi anti-effrazione, quindi tutti dati certi che danno garanzia e tranquillità ai nostri committenti, in particolare anche dal punto di vista energetico, come accennava prima l'architetto Guardiani. L'involucro in legno dà delle prestazioni sicuramente eccezionali a livello di risparmio energetico, ma c'è sempre il dubbio un po' che il legno resista bene nei climi freddi, ma sia un po' debole con i climi caldi, non avendo abbastanza massa. In realtà le stratigrafie studiate ad hoc garantiscono ottimi comportamenti anche con il clima estivo. Questa è un'immagine di monitoraggi, perché abbiamo iniziato nel 2011 a monitorare i vari edifici in varie zone d'Italia, ne abbiamo anche uno addirittura a Dubai, dove si dimostra che nonostante l'escursione termica della temperatura esterna dell'aria di giorno, tra il giorno e la notte, all'interno la temperatura è sempre costante, ma soprattutto le due linee verdi, ad esempio quelle più scure e quelle più chiare, che sono prossime, hanno un mezzo grado, un grado di differenza, stanno a significare che la temperatura superficiale della parete verso l'interna ha un grado di differenza rispetto alla temperatura media dell'aria, che è quella che viene percepita da chi vive i locali. Quindi questo significa che il comfort igrotermico e la temperatura è garantita. Ma oltre all'attività di monitoraggio, accenno anche a sicurezza antisismica, perché ovviamente il legno si sa che è leggero ma molto resistente, e quindi ha avuto un grande esploit
dopo purtroppo gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e quelli a seguire nel 2012 e 2016 in centro Italia, e quindi il legno si sfrutta da questo punto di vista, però per noi sono sempre importanti avere prove, certificazioni, e quindi questa prova di resistenza fatta su un edificio di 4 piani. All'inizio le prime 4 prove sulla piastra vibrante sono state fatte sull'edificio completamente grezzo. Quando si è visto che aumentando l'intensità dell'accelerazione al piede della piastra l'edificio non subiva nessun tipo di danno, è stato completato l'edificio con il cappotto, gli infissi, i pavimenti, i rivestimenti, cioè con tutti gli allestimenti di un edificio vero per capirne il comportamento reale. E alla fine della 7ª prova, con l'edificio completamente finito, siamo arrivati a 1,48 G di accelerazione al piede e l'edificio non ha avuto nessun tipo di danno, non solo alla struttura portante, ma nemmeno a tutte le finiture, gli infissi, e questo ci ha dato con l'Eusente di Pavia una certificazione non solo antisismica ma addirittura antidanno, e questo è confortante e rassicurante, un'ottima garanzia per professionisti, ma soprattutto anche per chi deve fare l'investimento della propria abitazione, ma non solo abitazioni. Come si vede da questa slide, ovviamente il settore residenziale è quello che ha aperto il solco degli edifici in legno una ventina d'anni fa, ma chi si faceva la casa in legno 20 anni fa era considerato un pioniere. Noi abbiamo adesso addirittura alcuni clienti che hanno fatto casa all'inizio, fine anni 90, inizio anni 2000, adesso abbiamo già 3 casi di figli che si sono fatti a loro volta anche la casa, quindi la doppia generazione che comincia a seguire questo solco aperto dai genitori. Quindi per questi 20 anni l'evoluzione del mercato del legno si è concentrata, si è sviluppata soprattutto su edifici residenziali. Negli ultimi 6-7 anni invece il settore delle costruzioni in legno e della prefabbricazione ha trovato varie applicazioni anche in altri settori come edifici pluripiano, quindi questo ad esempio è un condominio di 7 piani, questo è un albergo che è stato sopraelevato di un piano, ma sono state agganciate e rifatte tutte le terrazze del piano sottostante, e questo lavoro è stato fatto in 4 mesi per consentire all'albergo di aprire prima della stagione invernale del 2020-2021. Purtroppo poi causa Covid non ha potuto aprire, ma noi abbiamo rispettato l'impegno e in 4 mesi è stata fatta questa sopraelevazione chiave in mano di tutto il piano e del rivestimento esterno. Questa invece è una RSA fatta a Sondrio, sono 7.200 metri quadri fuori terra, dove il grezzo avanzato è stato fatto in soli, anche qui, meno di 4 mesi, 3 mesi e mezzo il grezzo avanzato, quindi con tempi veramente incredibili di lavori in cantiere. Scuole, edifici di carattere turistico, industriale, commerciale, quindi non ci sono limiti di applicazione rispetto ai settori. Facendo notare, come accennava prima anche l'architetto Guardiani, che l'idea della prefabbricazione non necessariamente vuol dire standardizzazione. La prefabbricazione significa che si può utilizzare un processo industriale per ottenere dei risultati ottimali in termini di qualità e di performance, ma che si possa personalizzare, si possono soluzioni che sono personalizzabili a seconda delle necessità che il progettista ha in mente, perché il nostro compito è quello di eseguire esattamente, realizzare esattamente quello che il progettista ha immaginato. Qualche piccolo compromesso magari qualche volta è necessario trovarlo, ma noi cerchiamo sempre di realizzare esattamente quello che il professionista ha pensato per il suo cliente, con la massima possibilità di personalizzazione. Vorrei adesso, dottor Bottaro, Sì. entrare effettivamente un po' in quella che è stata l'interazione con anche l'architetto Guardiani, quindi com'è la vostra prassi, ma poi anche facendo accenno al progetto che abbiamo visto e vedendo un po' anche qualche, se non mi sbaglio, qualche foto di cantiere, quindi cercare un po' di capire effettivamente questa velocità di edificazione. Sì, volentieri. Io dico sempre che la vera innovazione della
prefabbricazione in legno non sta tanto nella materia prima, perché non inventiamo nulla di nuovo, perché è da secoli che si utilizza il legno nelle costruzioni, che è un materiale fantastico, nobile, che la natura ci mette a disposizione e che ha tantissime pregi e qualità. La vera innovazione di questo sistema di fabbricazione è il fatto che bisogna investire a 4 mani, quindi assieme al professionista o al team di professionisti incaricato di un progetto, per lo sviluppo e l'ingegnerizzazione del progetto. Faccio sempre un parallelo che dico, questa è come l'edilizia non tradizionale, ma è un po' come l'ingegneria meccanica applicata all'edilizia. Quindi bisogna lavorare a millimetri, al millimetro, perché poi prefabbricando si deve preparare tutta l'ingegnerizzazione di quello che poi verrà prefabbricato in stabilimento con macchine a controllo numerico, per cui ogni dettaglio deve essere sviscerato prima. Quindi questa è stata la vera rivoluzione. Quindi il tempo complessivo è minore in ogni caso di un edificio, di una costruzione tradizionale, però non bisogna considerare solo il tempo di realizzazione fisica in cantiere, bisogna considerare il tempo che va investito a monte insieme con il professionista. Quindi quando noi riceviamo un progetto da valutare, ne valutiamo la fattibilità dal punto di vista strutturale, perché magari certe soluzioni possono essere o non fattibili, capita raramente, oppure non fattibili a costi sostenibili. Questo qualche volta è successo, quindi è giusto valutarlo prima, ma nel 95% dei casi si trova la soluzione giusta anche dal punto di vista strutturale. Quindi quando il lavoro ci viene affidato, parte questa progettazione integrata che è fondamentale. Quindi partendo dal progetto che ci viene consegnato il DVG del professionista, con Revit in BIM noi sviluppiamo tutto l'edificio in modo da dettagliare tutto quello che serve dal punto di vista layout, le dimensioni, gli infissi, luci e quant'altro, e poi viene sviluppata la statica in modo da essere tranquilli che l'edificio è stato pensato ed è a posto in tutti i suoi dettagli, così come la parte impiantistica, se la sviluppiamo noi, oppure recepiamo quella che sviluppa il professionista del cliente e la integriamo, perché tutto deve essere integrato prima, perché tutto deve funzionare. I passaggi degli impianti, le aperture, i dettagli, come vengono fatti gli infissi e quant'altro. Quindi questo processo dura circa 2-3 mesi di confronto tra il professionista e l'attività di calcolo strutturale, sviluppo del progetto Revit in 3D e sviluppo della parte impiantistica. Una volta che il progetto esecutivo è stato approvato dal professionista e dal cliente, si fanno le varie scelte di materiali e forniture, noi ordiniamo tutto, iniziamo i disegni per la produzione e la produzione in stabilimento di prefabbricazione. Nel frattempo, in contemporanea, vengono fatte le fondazioni o il piano interrato qualora sia presente, quindi è un tempo che viaggia in parallelo. Quando la fondazione è pronta e sono pronte le pareti, quindi questi 2-3 mesi, si inizia il montaggio in cantiere e i tempi medi, a parte questo ultimo periodo in cui sappiamo che ci sono state un po' di difficoltà nelle consegne, nelle reperibilità di alcune merci, ma mediamente viaggiano su 2-3 mesi per un grezzo avanzato e dai 4 ai 6 mesi per il chiave in mano. Ma non perché siamo dei maghi, ma perché la prefabbricazione con una certa organizzazione aziendale consente di velocizzare i tempi in fase realizzativa. Quindi, ricapitolando, partendo dal progetto che riceviamo dal professionista con tutti i suoi desiderata, andiamo a sviluppare la modellazione 3D, diamo i carichi al piede, quindi che servono poi al professionista con l'ingegnere in base anche ai dati geologici delle prove del terreno per dimensionare la fondazione o il solaio, quindi noi diamo i carichi al piede e sviluppiamo poi la parte strutturale dell'edificio, quindi questo ad esempio è il sistema telaio con le capriate del tetto, vedete l'attica che citava prima l'architetto, i piani sfalsati, quindi il soggiorno, poi una parte più rialzata dove ci sono le scale, il garage invece addirittura un altro piano diverso, un'altra quota. E questo è un esploso di come invece vengono già definiti anche tutti gli elementi impiantistici, perché facendo già la predisposizione
e le fresature, scusate, le fresature di stabilimento, noi dobbiamo già definire prima dove vengono posizionate le prese, gli allacci, richiediamo al cliente di darci, al professionista ad esempio, questa è la cucina, in modo che noi non facciamo ovviamente la cucina, ma andiamo già a predisporre tutta la parte impiantistica che poi serve per gli scarichi, gli allacci, quindi tutto deve essere sviscerato a monte. Questo non significa che non si possono fare delle modifiche in cantiere, ovviamente si possono fare, ma si va a perdere del tempo o impiegare delle ore in economia se sono lavorazioni non previste che sono, diciamo, una perdita di tempo o un eventuale maggior costo per il cliente. Quindi tutto quello che va pensato a monte consente poi di viaggiare lisci, perché noi garantiamo un prezzo fisso, quindi se non ci sono richieste di modifiche da parte del cliente o del progettista, noi garantiamo il prezzo fisso da quando il cliente firma il contratto a quando il lavoro viene finito, andando a sviluppare alcuni dettagli addirittura in scala 1 a 10 o scala 1 a 5. Quindi questo ad esempio è l'attacco della parete sulla fondazione, dove viene risvoltata la guaina, dove va fatto, facciamo noi prima di mettere l'ultima parte del cappotto esterno, saldiamo una guaina bituminosa, poi mettiamo l'ultima parte del cappotto, come viene fatto tutto il pacchetto a pavimento. Questi invece sono tutti dettagli addirittura in scala 1 a 5 per i nodi degli infissi, sistemi di oscuramento che vanno tutti a scomparsa, davanzale, le porte, quindi vedete siamo a livello di ingegnerizzazione molto spinto. Per passare poi alla prefabbricazione, questo sistema a telaio, ma si può fare anche col sistema ovviamente in XLAM con un livello di prefabbricazione leggermente meno spinto. Adesso noi arriviamo a posare anche gli infissi, le tapparelle o i raftro direttamente in stabilimento già con la predisposizione per la motorizzazione, il cappotto che viene prerasato, manca l'ultima parte inferiore, gli ultimi 50 cm perché viene posato in cantiere, la parete fissata alla fondazione con delle staffe in acciaio e fissaggio con tassello chimico, e questa parte di cappotto manca perché ovviamente deve essere garantita il fissaggio della guaina di isolamento che evita la risalita dell'umidità dal terreno della fondazione, e poi si completa l'ultima parte di cappotto in cantiere. Questa è l'immagine della fondazione, dell'abitazione che è stata fatta, quindi del progetto di cui abbiamo parlato. Vedete, noi non prevediamo cordoli sulla fondazione perché abbiamo un sistema che garantisce l'isolamento e quindi basta una platea omogenea. Richiediamo solo un gradino di 5 cm dove va posata la parete, in modo che l'acqua non entri mai verso l'interno, ma questo gradino è un gradino di sicurezza. Però la realizzazione della platea è molto semplice, quindi non servono cordoli particolari perché è un attacco studiato e consolidato da oltre 50 anni. Poi si fa un cordolo di livellamento in modo che il piano di posa sia perfettamente orizzontale, quindi facciamo il tracciamento delle pareti, questo cordolo di livellamento che facciamo direttamente nel cantiere, e posiamo le pareti. Qui siamo nel 2018, non avevamo ancora potuto implementare la posa degli infissi e la posa del cappotto che abbiamo implementato negli anni successivi, per cui qui c'era ancora la parete grezza senza il cappotto e gli infissi, ma adesso siamo arrivati a un livello di prefabbricazione più spinta, travi in acciaio dove servono, quindi questa trave evidentemente per evitare pilastri all'interno e garantire una maggior luce, sbalzo, quindi l'integrazione del legno e dell'acciaio dal punto di vista strutturale. Quindi scusate, qui siamo al 18 di settembre, all'inizio della posa della prima parete, 19 di settembre, 20 settembre, 21, al 22 siamo già arrivati alle capriate per la posa della copertura, e quindi diciamo in pochissimo tempo il grezzo avanzato viene implementato, con il vantaggio che i solai sono autoportanti, quindi non servono puntellature, punteggi vari, non c'è il tempo di maturazione del calcestruzzo, per cui dopo una settimana circa che abbiamo iniziato la posa della struttura grezza, gli impiantisti possono già iniziare la posa della parte impiantistica, e quindi poi con finiture un po' particolari come avete visto, la casa è stata finita nel luglio del 2019.
Siamo arrivati alla fine, se non mi sbaglio, vero? Sì, Ecco, perfetto. Allora, io intanto la ringrazio. Ci sono... Ah, giusto, se vuole velocemente perché siamo già... abbiamo sforato un attimo. un dettaglio veloce, ovviamente noi abbiamo avuto molti casi in cui abbiamo potuto sfruttare non solo la velocità di esecuzione, ma il fatto che questi edifici sono molto prestanti dal punto di vista antisismico, quindi garantiscono di superare le due classi di resistenza antisismica e le due classi di risparmio energetico e quindi puntare ad avere i massimali con le detrazioni fiscali e quindi sia per unità singole che purtroppo sono state arriveranno solo a fine 2022, ma edifici condominiali o dalle 2 alle 4 unità, noi abbiamo realizzato parecchi edifici facendo sfruttare il super bonus ai clienti. Adesso comunque si possono anche per le unità singole sfruttare i bonus ordinari ai quali che possono avere anche lo sconto in fattura, quindi noi siamo disponibili anche per fare lo sconto in fattura direttamente ai clienti, quindi se avete interesse noi siamo a disposizione in questo senso. Perfetto, allora io la ringrazio, dottor Bottaro, anche per lei ci sono diverse domande, ma gliele farò, gliele manderemo all'inizio della prossima settimana in modo tale da poter dare risposta diretta ai nostri partecipanti.